Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti su Big Rocket Project. Oggi vi farò vedere la mia versione di piano di lavoro in cemento. Su internet trovate una tonnellata di gente che lo fa. Nel mio caso ho optato per una scelta differente per rimanere nel budget che avevo. Ho fatto svariati test, ma ora vi lascio il video così vi spiego meglio le mie conclusioni. A differenza di come viene fatto di solito, fare una cassaforma e riempirla di cemento, io ho optato per una versione differente che non ha niente da invidiare a mio parere alle altre. Dunque, in America esiste una tipologia di cemento apposta per fare piani di lavoro. Qua in Italia non ci sono prodotti simili. Ho chiesto consiglio anche a Jaco Whatever, che molto gentilmente mi ha spiegato come lui ha realizzato i suoi per la cucina, utilizzando un cemento fibro rinforzato. In effetti, i primi test di resistenza con il cemento normale hanno dato risultati pessimi. È bastata una sola martellata per frantumare tutto. Con il cemento a presa rapida invece migliora la resistenza, ma si rompe comunque. Compro questo cemento fibro rinforzato e faccio altri test. Funziona molto bene, ma il prezzo non è per niente conveniente. 19 euro per un sacco da 25 kg. Se dovete fare un solo piano potete anche investire, ma nel mio caso avrei dovuto usare 16 sacchi per fare due piani da 4 metri alti 4 cm, sforando completamente dal budget. Ho fatto altri test provando ad usare il cemento come una sorta di vernice per vedere se riuscivo a dare ad un piano in legno le sembianze del cemento, ma non ha funzionato molto bene. Infine ho trovato questo rasante, granulometria 0, super fine. Serve per dare la finitura sul muro, bella liscia. Quindi provo a realizzare vari prototipi di mattonella, facendo un quadrato di legno e rivestendolo con il rasante. Poi con una pittura trasparente satinata e infine con la resina epossidica. Il risultato ottenuto, ragazzi, è molto resistente e soprattutto impermeabile. L'aspetto è proprio quello del cemento e costando nettamente molto meno. Faccio altri test perfezionando la forma del top e scurendo l'impasto del cemento con un colorante nero in polvere. Avrò realizzato circa una quindicina di prototipi prima di arrivare alla versione finale.
Sostanzialmente cosa faccio? Creo una struttura in legno utilizzando travetti di abete e USB. Poi rivesto con il rasante, do la finitura e il gioco è fatto. Il tutto mi è costato meno della metà rispetto alla versione classica fatta in cemento pieno. Il piano di lavoro è strutturato in 3 parti. La prima, del lato cucina, è una struttura unica, lunga più di 4 metri, mentre il lato bar ne ho fatte 2 per lasciare uno spazio in mezzo. Al composto ho unito anche un colorante in polvere nero per renderlo più scuro. Il rapporto che ho usato è di 1 grammo di polvere per 350 grammi di cemento. La resina che ho usato è la stessa dell'episodio 4. Il procedimento è lo stesso, ma la resa che ha su questo materiale è totalmente diversa. Ora non ho capito bene da cosa dipenda, se dalla finitura trasparente o dalla resina, ma alla fine il risultato a mio parere è bellissimo. Sul cemento si creano questi pattern naturali, tipo puntini, che rendono il piano molto più dinamico. Penso che sia la resina che penetri nei pori aperti del cemento e diventi più scura. Cosa ne pensate? Allora, siamo arrivati al momento della resa. La resina è stata data sul bancone e oggi togliamo dalla quarantena tutto il bagno. Eccitazione a 1000 qua.
il risultato è molto buono. Risultato finale e bancone in cemento. Questo morale della favola? Se non c'è una soluzione al tuo problema, createla. Non ho visto nessuno fare un piano di lavoro in questo modo. Certo, non dico che sia la soluzione migliore né tantomeno quella giusta, ma per questo progetto ha funzionato più che bene. Non fermatevi mai e lasciate sfogo all'immaginazione. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento per supportare il canale o semplicemente per darmi un consiglio. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia versione di piano no. In rete In rete trovate una tonnellata di gente nel mio caso ho scelto ma per questo progetto è un progetto da Brodisnovna. Marchese. Spira, mi fa spira. E ci vediamo la settimana prossima belli pettinati.